Benvenuti a questo straordinario viaggio nella vita di Papa Giovanni Paolo II. Attraverso una raccolta di immagini iconiche vi condurremo attraverso i momenti salienti del suo cammino, dalla sua infanzia ai giorni finali della sua vita. Queste immagini ci mostrano la tenerezza di un giovane Karol Wojtyła, cresciuto in una Polonia segnata dalla guerra ma illuminata dalla fede. Vediamo il suo sorriso contagioso, il suo sguardo luminoso, che già allude alla grandezza che avrebbe raggiunto. Man mano che le foto scorrono, scopriamo il cammino di Karol verso il sacerdozio, la sua passione per l'insegnamento e la sua dedizione alla Chiesa. L'immagine dell'elezione di Papa Giovanni Paolo II, il primo papa polacco nella storia, è un momento di puro stupore e gioia. Le foto ci mostrano un papa attivo e dinamico che ha viaggiato in tutto il mondo per portare il suo messaggio di pace e speranza. Lo vediamo abbracciare i bambini, dialogare con i giovani, ascoltare gli emarginati. È un padre affettuoso che ha toccato il cuore di milioni di persone con la sua umanità e compassione. Poi, le immagini ci portano agli ultimi giorni di Papa Giovanni Paolo II. Lo vediamo affrontare la malattia con coraggio e dignità, continuando a ispirare e guidare la Chiesa fino all'ultimo respiro. Il suo sorriso rimane un faro di speranza anche nei momenti più difficili. Queste foto iconiche ci ricordano l'eredità straordinaria di Papa Giovanni Paolo II, un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia, un pontefice amato e rispettato in tutto il mondo. Unisciti a noi in questo viaggio attraverso le immagini che raccontano la vita di Papa Giovanni Paolo II. Lasciatevi ispirare dal suo esempio di amore, umanità e fede. Prendetevi un momento per riflettere su come le sue azioni e il suo sorriso luminoso possano continuare a guidarci nel nostro cammino di speranza e pace. La vita di Giovanni Paolo II è stata un viaggio straordinario, un'epopea di passione e dedizione. Dopo aver sentito la chiamata divina, decise di dedicarsi al sacerdozio a 26 anni, recuperando il tempo perduto con la letteratura, la filosofia e il teatro. Bruciò le tappe della sua carriera, diventando vescovo a 38 anni, cardinale a 47 e infine papa a 58, il primo pontefice non italiano dopo secoli. Giovanni Paolo II era un papa atletico, amante degli sport come lo sci, il nuoto e la canoa. La sua comunicazione e il suo carisma erano palpabili, tanto che riusciva a magnetizzare le folle con la sua parola. Non temeva di affrontare le sfide, come quando si confrontò con i contestatori sandinisti a Managua nel 1983 o quando condannò i mafiosi ad Agrigento. La sua straordinarietà continuò anche dopo la sua morte, con un boom di presunti miracoli che portarono alla sua beatificazione. Giovanni Paolo II è stato un papa giramondo, il più viaggiatore di tutti, visitando numerosi paesi e consacrando molti vescovi. È stato un leader morale influente che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del XX secolo. Nonostante le sfide fisiche che ha affrontato, come il tumore e il morbo di Parkinson, è rimasto al centro della scena,
incarnando la testimonianza della croce. La sua vita e il suo pontificato sono stati straordinari, rendendolo uno dei personaggi più visibili e riconosciuti della storia. Giovanni Paolo II è stato un campione del pacifismo, svolgendo un ruolo chiave nello sventare la minaccia del riarmo e di una guerra nucleare nella fase del nuovo ordine mondiale dopo la caduta del muro. Nell'era post-Torri Gemelle, con la minaccia del terrorismo islamico e dello scontro di civiltà, è diventato un faro per i pacifisti di tutto il mondo, promuovendo il dialogo come strumento per risolvere i conflitti. Tuttavia, ci sono state critiche riguardo alla sua posizione conservatrice e al suo atteggiamento immobile su questioni come la contraccezione, la bioetica, il sacerdozio femminile e la famiglia. Alcuni ritengono che abbia tradito le promesse del Concilio Vaticano II e che abbia lasciato una Chiesa ancora più burocratica ed ecclesiastica di quella che ha ereditato. È stato anche criticato per aver delegato troppo le questioni interne alla Chiesa, soprattutto a Ratzinger, consegnando così un'istituzione più conservatrice. Tuttavia, molti sostengono che Giovanni Paolo II abbia aperto nuovi orizzonti alla Chiesa, sia sul piano sociale che geopolitico, promuovendo il dialogo interreligioso e compiendo gesti significativi come la visita alla sinagoga di Roma e l'incontro con giovani musulmani a Casablanca. Nonostante le controversie, il pontificato di Giovanni Paolo II è stato caratterizzato da una combinazione di tradizionalismo e innovazione. Le categorie di destra e sinistra risultano inadeguate per descriverlo, poiché ha cercato di portare avanti il messaggio evangelico in modo attrattivo e ha affrontato le sfide del suo tempo con coraggio e audacia. La sua umanità e la sua compassione hanno toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Era un papa che si inginocchiava per baciare la terra, che abbracciava i malati e gli emarginati, che ascoltava le storie di dolore e sofferenza di chiunque gli si avvicinasse. Era un padre per tutti, un pastore che guidava il suo gregge con amore e dedizione. Le sue parole, cariche di saggezza e speranza, risuonano ancora oggi come un faro nella tempesta. La sua voce vibrante, piena di fede e di amore per l'umanità, ha ispirato milioni di persone a credere in un mondo migliore, a lottare per la giustizia e la pace. Ma è stato soprattutto il suo sorriso, un sorriso che illuminava il volto di un uomo che ha sofferto tanto, che ha conquistato i cuori di tutti. Era un sorriso che trasmetteva gioia, speranza e consolazione, che faceva sentire ogni persona amata e accolta. Papa Giovanni Paolo II, il Papa dei giovani, il Papa dei poveri, il Papa delle famiglie, resterà per sempre nei nostri cuori come un esempio di amore e umanità. La sua vita è stata un dono per l'umanità, un faro di luce nel buio, un abbraccio che ci ha fatto sentire amati e protetti. Che la sua memoria continui a ispirarci, a guidarci lungo il cammino della fede e della speranza. Che il suo esempio ci spinga a combattere per un mondo più giusto, più solidale, più amorevole.
Papa Giovanni Paolo II, un uomo straordinario, un santo tra noi. Questo testo è una preghiera di Giovanni Paolo II intitolata Apriamo a Cristo, senza paura. In questa preghiera, Papa Giovanni Paolo II invita le persone a non avere paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Egli sottolinea che la potestà di Cristo non si esprime con la forza, ma con la carità e la verità. Il Papa chiede ai fedeli di aprire le porte a Cristo, consentendogli di entrare in ogni aspetto della vita umana, inclusi gli ambiti politici, economici, culturali e sociali. Egli sottolinea che solo Cristo conosce veramente l'uomo e può donare senso e speranza alla sua vita. Questa preghiera invita quindi le persone a mettere la propria fiducia in Cristo e ad aprirsi alla sua potestà salvatrice. Non abbiate paura. Aprite le porte a Cristo. Pietro è venuto a Roma. Cosa lo ha guidato e condotto a questa urbe, cuore dell'impero romano, se non l'obbedienza all'ispirazione ricevuta dal Signore? Forse questo pescatore di Galilea non avrebbe voluto venire fin qui. Forse avrebbe preferito restare là, sulle rive del lago di Genesaret, con la sua barca, con le sue reti. Ma, guidato dal Signore, obbediente alla sua ispirazione, è giunto qui. Secondo un'antica tradizione, durante la persecuzione di Nerone, Pietro voleva abbandonare Roma, ma il Signore è intervenuto, gli è andato incontro. Pietro si rivolse a lui chiedendo: «Dove vai, Signore?» E il Signore gli rispose subito: «Vado a Roma per essere crocifisso per la seconda volta». Pietro tornò a Roma ed è rimasto qui fino alla sua crocifissione. Il nostro tempo ci invita, ci spinge, ci obbliga a guardare il Signore e ad immergerci in una umile e devota meditazione del mistero della suprema potestà dello stesso Cristo. Colui che è nato dalla Vergine Maria, il figlio del falegname, come si riteneva, il figlio del Dio vivente, come ha confessato Pietro, è venuto per fare di tutti noi un regno di sacerdoti. Il Concilio Vaticano II ci ha ricordato il mistero di questa potestà e il fatto che la missione di Cristo, sacerdote, profeta maestro, re, continua nella Chiesa. Tutto il popolo di Dio è partecipe di questa triplice missione. E forse in passato si deponeva sul capo del Papa il triregno, quella triplice corona, per esprimere attraverso tale simbolo che tutto l'ordine gerarchico della Chiesa di Cristo, tutta la sua sacra potestà, in essa esercitata, non è altro che il servizio che ha per scopo una sola cosa: che tutto il popolo di Dio sia partecipe di questa triplice missione di Cristo e rimanga sempre sotto la potestà del Signore, la quale trae le sue origini non dalle potenze di questo mondo, ma dal Padre Celeste e dal mistero della croce e della risurrezione.
La potestà assoluta e pure dolce e soave del Signore risponde a tutto il profondo dell'uomo, alle sue più elevate aspirazioni di intelletto, di volontà, di cuore. Essa non parla con un linguaggio di forza, ma si esprime nella carità e nella verità. Il nuovo successore di Pietro nella sede di Roma eleva oggi una fervente, umile, fiduciosa preghiera. O Cristo, fa che io possa diventare ed essere servitore della tua unica potestà, servitore della tua dolce potestà, servitore della tua potestà che non conosce il tramonto. Fa che io possa essere un servo, anzi, servo dei tuoi servi. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo Lui lo sa. Oggi, così spesso, l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete, quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. Con parole piene di speranza, il Papa afferma che solo Cristo ha le parole di vita eterna e solo attraverso di Lui possiamo trovare un senso autentico e duraturo. Ci ricorda che la potestà di Cristo, pur essendo assoluta, è dolce, amorevole e basata sulla carità e sulla verità. Giovanni Paolo II esorta i fedeli a collaborare con il Papa e con coloro che desiderano servire Cristo, affinché possano utilizzare la potestà di Cristo per servire l'umanità intera, in ogni ambito della vita. Benvenuti a questa straordinaria raccolta di frasi di Papa Giovanni Paolo II, un uomo di straordinaria saggezza e profonda spiritualità. Attraverso le sue parole, il Papa ha ispirato, guidato e ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Preparatevi a immergervi in un viaggio di introspezione, speranza e umanità mentre scopriamo insieme le sue parole che risuonano ancora oggi, come una melodia che nutre l'anima. La pace si riduce al rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, mentre la guerra nasce dalla violazione di questi diritti. Vi diranno che non siete abbastanza. Non fatevi ingannare. Siete molto meglio di quello che vi vogliono far credere.
Giovani di ogni continente, non abbiate paura di essere i santi del nuovo millennio. Cari giovani, dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale. Non abbiate paura di affidarvi a Lui. Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione. Una delle maggiori minacce in questa fine di secolo è la tentazione della disperazione. Ricco non è colui che possiede, ma colui che dà, colui che è capace di dare. Una comunità si mantiene giovane, aiutando gli anziani. Amare Dio è correre verso di Lui per un viaggio meraviglioso. La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. Ai non credenti dico, cercate Dio, Egli sta cercando voi. La ragione non può svuotare il mistero di amore che la croce rappresenta, mentre la croce può dare alla ragione la risposta ultima che essa cerca. Non lasciatevi vivere, ma prendete nelle vostre mani la vostra vita e vogliate decidere di farne un autentico e personale capolavoro. Ai giovani, spendete bene la vita, è un tesoro unico. Se vuoi arrivare alla sorgente, devi andare controcorrente. I genitori che si servono abitualmente ed a lungo della televisione come una specie di bambinaia elettronica abdicano al ruolo di primari educatori dei propri figli. Non passate dalla schiavitù del regime comunista alla schiavitù del consumismo. Lo stolto si illude di conoscere molte cose, ma in realtà non è capace di fissare lo sguardo su quelle essenziali. Violentare le coscienze è un grave danno fatto all'uomo. È il più doloroso colpo inferto alla dignità umana. È, in un certo senso, peggiore dell'infliggere la morte fisica, dell'uccidere. Una volta che si è tolta la verità all'uomo, è pura illusione pretendere di renderlo libero. Verità e libertà, infatti, o si coniugano insieme o insieme miseramente periscono. Il più indistruttibile dei miracoli è la fede umana in essi. La libertà non consiste nel fare ciò che piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve. La pace richiede 4 condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà. L'uomo non può da se stesso decidere ciò che è buono e ciò che è cattivo. La coscienza non è una fonte autonoma ed esclusiva per decidere ciò che è buono e ciò che è cattivo. L'uomo è un fine a cui tutto va sottoposto. Se diventa strumento della scienza, perde la propria dignità, diventa oggetto, si trasforma in cosa nelle mani delle potenze di questo mondo.
Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo Lui lo sa. L'amore è la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano. L'amore mi ha spiegato ogni cosa. L'amore ha risolto tutto per me. Perciò ammiro questo amore ovunque esso si trovi. L'amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare. Amare non è soltanto un sentimento, è un atto di volontà che consiste nel preferire in maniera costante al proprio il bene altrui. Portare la croce dietro a Gesù significa essere disposti a qualsiasi sacrificio per amore suo. Significa non mettere niente e nessuno prima di Lui, neanche le persone più care, neanche la propria vita. La violenza non risolve mai i conflitti e nemmeno diminuisce le loro drammatiche conseguenze. La violenza distrugge ciò che vuole difendere, la dignità, la libertà e la vita delle persone. Dio onnipotente e misericordioso non ti può comprendere chi semina discordia, non ti può accogliere chi ama la violenza. Sarebbe semplicistico dire che è stata la provvidenza divina a far cadere il comunismo. Il comunismo come sistema è, in un certo senso, caduto da solo. È caduto in conseguenza dei propri errori e abusi. Ha dimostrato di essere una medicina più pericolosa e, all'atto pratico, più dannosa della malattia stessa. Io sono stato molto vicino come vescovo anche a quelli che non credono in Dio. Mi sono fatto l'idea che essi combattono, spesso, non Dio, ma l'idea sbagliata che essi hanno di Dio. Molti altri sono stati contestati prima di me. Anche San Paolo è stato contestato. Anche Gesù è stato contestato. Guai se il romano pontefice si spaventasse per le critiche e le incomprensioni. Sono proprio i poeti che hanno composto le più belle preghiere. Lasciate che Cristo dimori nel vostro cuore. Affidategli la vostra prova. Vi aiuterà a sostenerla. In realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità. È Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate. È Lui la bellezza che tanto vi attrae. È Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. Il nichilismo, prima ancora di essere in contrasto con le esigenze e i contenuti propri della parola di Dio, è negazione dell'umanità dell'uomo e della sua stessa identità. Il male è sempre assenza di un qualche bene che dovrebbe essere presente in un dato essere. È una privazione, ma non è mai totale assenza di bene.
O San Giovanni Paolo, dalla finestra del cielo donaci la tua benedizione. Benedici la Chiesa, che tu hai amato e hai servito e hai guidato, spingendola coraggiosamente sulle vie del mondo per portare Gesù a tutti e tutti a Gesù. Benedici i giovani, che sono stati la tua grande passione. Riportali a sognare, riportali a guardare in alto per trovare la luce che illumina i sentieri della vita di quaggiù. Benedici le famiglie, benedici ogni famiglia. Tu hai avvertito l'assalto di Satana contro questa preziosa e indispensabile scintilla di cielo che Dio ha acceso sulla terra. Giovanni Paolo, con la tua preghiera proteggi la famiglia. Prega per il mondo intero, ancora segnato da tensioni, da guerre e da ingiustizie. Tu hai combattuto la guerra invocando il dialogo e seminando l'amore. Prega per noi, affinché siamo instancabili seminatori di pace. San Giovanni Paolo, dalla finestra del cielo fa scendere su tutti noi la benedizione di Dio. Amen. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.